leggermente discosto e Zarita GSO, macchina che stacca in questo momento, veloce Uppsala Jet, Ubimayor B subito al suo esterno, attacca, lungo la corda c'è Urder Ronco, primi 200 che se ne vanno svelti sulla piegata con Urder Ronco che rientra a Uppsala Jet costretta all'esterno, intanto 14,6 per i 200, insiste però Ubimayor B, va in terza corsia e persiste nell'attacco a Urder Ronco che questa volta non si oppone, lascia sfilare in 400 metri Ubimayor che completa così il quarto iniziale in un veloce 29,3. Per corsie esterne invece rimane Uppsala Jet con a lato Socrate Benal, lungo la corda in terza posizione The Best of Glory, davanti a un vero HBD. Muove ora Zarita GSO, che va in breve a raggiungere il leader dopo 800 metri completati in 59,8. C'è stato un sensibile rallentamento, 30,5 nel secondo quarto, e intanto Zarita prende sotto tiro Ubimayor B, alla corda c'è Urder Ronco, viene via in terza ruota anche Socrate Benal per superare Uppsala Jet, mentre in coda è un vero HBD. 1,15,5 il passaggio al chilometro. Continuano a battagliare davanti alle tribune Ubimayor B e Zarita GSO, meno di 800 alla conclusione, Ubimayor in vantaggio, Zarita che attacca, poi in scia c'è Socrate Benal, lungo la corda Urder Ronco, ancora The Best of Glory, poi un vero HBD, 600 scarsi alla conclusione con Ubimayor che accelera ancora, ma Zarita GSO non si dà per vinta, insiste a 500 dalla conclusione, mette qualcosa davanti all'avversario a 400 dal palo, Zarita GSO sopravviene però la curva e Ubimayor può replicare, viene via anche un vero HBD in terza ruota, è seguito da The Best of Glory, rientra però intanto Ubimayor a Zarita, terza ruota di un vero HBD, quarta di The Best of Glory, retta d'arrivo, cavalli a ventaglio, bellissimo l'arrivo con The Best of Glory che a centropista prende nettamente il sopravvento, The Best of Glory e Roberto Vecchione vengono a vincere, mentre per il secondo posto è il numero 6 di Zarita GSO che ha ragione probabilmente di Urder Ronco, ha ceduto invece Ubimayor B. 1,14,8 la vittoria per Roberto Vecchione, quota di 5,23 al totalizzatore, ha atteso gli ultimi 300 metri per scattare dalle posizioni di coda. The Best of Glory, Roberto Vecchione, è passato in tromba ai 100 finali e ha vinto davvero molto molto agevolmente. Andiamo a vedere di nuovo l'arrivo per il secondo posto. Numero 7 di The Best of Glory al primo, al secondo un'ottima Zarita GSO, al terzo il numero 1 Urder Ronco, mentre Socrate Benal riesce a battere un vero HBD nelle fasi finali.